Infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale. Il prefetto di Treviso ha adottato un'interdittiva antimafia nei confronti di un'impresa trevigiana che opera nel settore dell'armamento ferroviario. La proposta della misura è arrivata sul tavolo di Angelo Sidoti dal gruppo Interforze istituito in prefettura, del quale fanno parte la direzione investigativa antimafia e le forze di polizia. Numerosi gli elementi raccolti dagli investigatori, sintomatici di un tentativo di ingerenza della criminalità organizzata nell'attività imprenditoriale, in particolare consolidati rapporti economici tra l'impresa ed altre compagini aziendali riconducibili a soggetti contigui alla criminalità organizzata, oltre alla presenza tra i dipendenti di numerose persone gravate da precedenti specifici in materia antimafia. Tutti elementi che hanno portato ad adottare l'interdittiva, una misura che, semplificando, impedisce di fatto al destinatario di instaurare rapporti con la pubblica amministrazione. Lo scorso anno nella Marca, come emerso alla firma del protocollo sulla legalità lo scorso marzo in prefettura, sono state una decina le segnalazioni di aziende sospette, a testimonianza, come sottolineato allora dal prefetto, di quanto il tessuto economico trevigiano attiri gli appetiti delle mafie. Questo territorio è già appetibile perché è un territorio prospero, di diffuso benessere, con tante imprese grandi, medie e piccole, e quindi un territorio che è da sempre stato appetibile per la criminalità organizzata.